Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea. L'ultimo saluto al professor Attilio Maseri nel Duomo di Udine, gremito di persone soprattutto del mondo accademico friulano. I funerali del cardiologo conosciuto in tutto il mondo sono stati celebrati dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato. Vediamo il servizio. Si sono appena conclusi qui in Duomo a Udine i funerali del professor Attilio Maseri, noto cardiologo, conosciuto a livello internazionale. Qui in Friuli lascia un vuoto incolmabile, come ha ricordato il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Sì, è una grande persona che ci ha lasciato e lui è stato una persona famosissima perché ha curato un santo, Giovanni Paolo II, una regina che è ancora in vita, la regina Elisabetta, e poi tantissime persone. Però non ha mai dimenticato il suo Friuli, la sua terra, e ha lasciato veramente il suo patrimonio a favore dell'università, delle istituzioni culturali, per il futuro dei nostri giovani. Quindi veramente un grande mecenate, una grande persona che ha dato tanto al nostro Friuli. È un'eredità importante che ci dà veramente orgoglio di aver avuto questo grande esponente della scienza della cardiologia nel nostro Friuli. Ecco, tra l'altro appunto gli è stata conferita la cittadinanza onoraria, no, del comune di Udine, ancora nel 2018. Sì, nel 2018, perché lui era nato a Udine, però risiedeva a Perseleano, nel comune di Pavia di Udine, ma noi abbiamo voluto ricordarlo anche con la cittadinanza onoraria perché riteniamo che avesse un diritto pieno di poter avere dal comune di Udine questo riconoscimento di essere cittadino anche della capitale del Friuli. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Adesso mi sposto perché c'è anche Barbara Zilli in rappresentanza della regione. Assessore, un ricordo del professor Attilio Maseri, perché anche lei lo ha ricordato, è stata una figura essenziale, uno scienziato, no? Lascerà un grande segno, un segno indelebile nella comunità friulana. Sì, un maestro per il Friuli, un maestro per tutto quanto ha potuto esportare con la sua preparazione, conoscenza nel mondo, ma soprattutto un maestro per l'eredità importante che ci lascia, per continuare ad investire nella ricerca nel nostro territorio, quindi penso alla nostra importante università friulana e quindi anche un grande maestro perché è stato un benefattore per il Friuli. Noi questo vogliamo ricordare, suggellare e farci testimoni di questo grande lascito che ci dona. Un personaggio, uno scienziato, lascia un vuoto incolmabile, figura di spicco anche per l'Ateneo udinese. Assolutamente, cioè, figura uomo di scienza, uomo di cultura a 360 gradi, che ha lasciato un'eredità molto forte all'Ateneo, con quale ha avuto sempre ottimi legami, non solo dal punto di vista un'eredità diciamo concreta nelle sue donazioni, ma anche una eredità di valori soprattutto da riferire non solo a noi ma da trasferire ai giovani, e questo per noi gli saremo sempre grati. Ecco, lei tra l'altro ha detto che ha cominciato il suo mandato proprio per primo nella nuova sede del rettorato. Sì, è stato un po' toccante perché io ho dovuto avere questo onore da una parte e dall'altro un altro onore un po' più triste, che è di portare il cordoglio di tutta la comunità. Però questa è una cosa comunque bella che pensiamo anche possa essere un avvio poi per una serie di attività e iniziative che ci permetteranno di ricordarlo per sempre, come è giusto che sia. Fu proprio Cristiana Compagno, era lei il rettore dell'Università di Udine, quando si cominciò a parlare della possibilità che il professor Maseri concedesse ulteriori spazi, donasse ulteriori spazi all'Università di Udine. Sì, è così, sono processi lunghi nei quali il professor Maseri ha iniziato il suo percorso, e grande gratitudine, grandi applausi al nostro professor Maseri. Ringraziamo anche Cristiana Compagno, già rettore dell'Università di Udine.
La Regione punta anche sulla formula del Recruiting Day per far incontrare domanda e offerta di lavoro. Lo ha confermato stamani a Udine in conferenza stampa l'assessore regionale Alessia Rosolen. Per i dettagli ci colleghiamo con Alexis Sabot da Palazzo Belgrado. A te la linea, Alexis. Sì, eccoci, abbiamo seguito la conferenza stampa di presentazione del Recruiting Day che si terrà proprio la prossima settimana, mercoledì 15 settembre. Qui con me l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, proprio per dare anche i risultati di questa attività che già negli scorsi anni ha avuto davvero buoni risultati. L'amministrazione regionale si mette sempre di più a supporto delle imprese del nostro territorio per l'incrocio domanda-offerta rispetto a quelle che sono le esigenze occupazionali. Tutti in questi mesi abbiamo sentito di ricerca di persone che possano occupare dei posti di lavoro, ma di mancanza di incrocio di questa domanda. Un recruiting day come questo, organizzato con l'agenzia Adecco, ma organizzato con 3 grandi aziende del nostro territorio, serve a tutti quanti noi, serve ai lavoratori, serve alle imprese, ma serve soprattutto per far incrociare i profili professionali di chi cerca lavoro con quelle che sono le aziende del nostro territorio che lo offrono. In questo caso sono 100 profili professionali, 100 persone che possono trovare occupazione, ma sappiamo bene che sul nostro territorio la richiesta del personale è molto più alta. Il servizio per le imprese del Friuli Venezia Giulia questo trend lo sta seguendo in maniera importante, tant'è che dall'anno scorso a quest'anno abbiamo triplicato i numeri dei servizi che diamo alle imprese e raddoppiato i corsi di formazione che facciamo finalizzati proprio all'assunzione all'interno delle imprese. Sono numeri importanti sui quali noi stiamo lavorando, in particolare per ampliare quella che è l'attività dei centri per l'impiego, su cui negli anni sicuramente si sono riversate molte critiche, ma sulla cui centralità noi invece stiamo investendo moltissimo. Lei infatti ha voluto evidenziare 2 servizi, il servizio di consulenza che, come ha detto appunto è un dato triplicato rispetto allo scorso anno, ma anche quello dei corsi di formazione per assunzione di personale. Anche in questo caso abbiamo raddoppiato i numeri già solo nel primo semestre di quest'anno rispetto all'anno precedente di formazione ad hoc che viene fatta per le persone in base a quella che è l'esigenza delle aziende. Arriviamo molto prima rispetto a quello che ad esempio viene previsto nel nuovo piano nazionale di incrocio domanda-offerta e di riforma di tutte le politiche attive del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Assessore, approfitto della sua presenza, essendo assessore all'istruzione, proprio perché mancano pochi giorni all'inizio della scuola. Ieri è scoppiato il caos cattedre lanciato dalla CGIL, qual è la sua risposta? Ma io sottolineo sempre un dato: l'amministrazione regionale non ha alcuna possibilità di intervenire per costituzioni e per norme vigenti sul personale scolastico che è affidato allo Stato. È un tema sul quale noi ci siamo più volte confrontati, su cui credo vada aperta una discussione rispetto alla regionalizzazione almeno di una parte del sistema dell'istruzione. L'unica cosa che noi abbiamo potuto fare, questo è passato in giunta lo scorso venerdì, è un protocollo con l'ufficio scolastico regionale in cui abbiamo cercato di ottimizzare tutte le risorse messe a disposizione, stante l'impossibilità di assumere personale scolastico che rimane prerogativa unica dello Stato. Abbiamo messo a disposizione risorse per pacchetti di ore aggiuntive che possano andare a risolvere molte delle criticità presenti. Siamo partiti dalle criticità che ci hanno segnalato le scuole, abbiamo cercato per quello che sono i nostri mezzi di dare risposta, rafforzando tutto il personale tecnico ausiliario, tecnico amministrativo, rafforzando il personale, i dirigenti scolastici, aumentando le ore a disposizione del personale tecnico informatico,
aumentando e dando disponibilità e fondi per il personale di sostegno. Abbiamo agito quindi in maniera concorsuale, cioè abbiamo lavorato insieme all'ufficio scolastico. Le criticità sono sicuramente a livello nazionale in un momento difficile che scotta soprattutto anni e anni di immobilismo e di scarso investimento sulla scuola. Se non si investe, e questo vale per tutto il mondo del lavoro, se non si investe nella professione, se non si investe nella stabilizzazione degli insegnanti in questo caso, ma di qualsiasi lavoratore, è ovvio che poi avvengono momenti in cui l'incrocio tra domanda e offerta non trova soluzione. Io la ringrazio, le auguro una buona giornata e restituisco la linea allo studio. Grazie. Grazie Alexis, è arrivato il momento di una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A Voi la Linea. È stata inaugurata ieri l'area dell'Uniud Lab Village dedicata all'intelligenza artificiale. I 3 laboratori all'interno sono a disposizione dei giovani talenti e delle imprese del territorio che possono testare le tecnologie abilitanti 4.0 e confrontarsi con esperti del settore. L'obiettivo è sostenere l'accelerazione dell'innovazione sul territorio regionale. Sentiamo. È stato inaugurato presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università degli Studi di Udine Uniud Lab Village, il polo della ricerca avanzata che riunisce nello stesso luogo i laboratori universitari delle imprese che potranno operare sinergicamente per realizzare progetti congiunti nel campo della ricerca, della formazione e del trasferimento tecnologico. Nasce questo progetto per far sì che le nostre imprese possano vedere applicata l'intelligenza artificiale, possano rendersi conto dell'utilità in una maniera rapidissima e possano quindi svilupparsi in maniera sinergica e portare avanti tutta la supply chain del territorio, perché sappiamo che ormai competitività da soli senza coinvolgere il sistema territoriale vuol dire ben poco. Questa struttura che abbiamo voluto dedicare ed è pensata per favorire l'interazione naturalmente fra il mondo accademico e delle imprese, offrendo anche delle opportunità forti agli studenti. Sappiamo che il Lab Village è un progetto che è nato di nostra iniziativa con il sostegno della Fondazione Friuli e il convinto supporto e la sollecitazione da parte della Regione. Qui oggi inauguriamo un laboratorio che ha come tematica l'intelligenza artificiale, quindi questo sarà un ulteriore tassello, diciamo, in quelle che sono le opportunità di incontro fra mondi che devono dialogare fra loro, quindi pensando anche al futuro del territorio e dei nostri giovani, praticamente inserendosi in una rete di queste attività di questo tipo che pervadono la nostra regione. Quanto è importante essere presenti qui in questo laboratorio per la Bentech? Allora, premessa che la Bentech è nata all'Università di Udine per opera dei 2 soci fondatori Benedetti e Anziotti, da cui Bentech, 25021, 25022 di matricola all'Università di Udine, Scienze dell'Informazione, per cui per noi è un onore essere qua e tornare da imprenditori e cercare di valorizzare quello che abbiamo fatto in questi anni e affiancare i ragazzi che escono da un percorso di studi e portarli nel mondo del lavoro. Il nostro obiettivo qui è quello di portare le sfide che noi raccogliamo sul mercato dei nostri clienti, portarle a questi ragazzi e insieme a loro affrontarle e cercare di fargli capire anche che in questo territorio si possono fare delle cose molto interessanti senza dover andare in giro per il mondo, ma che qui a Udine ci sono delle cose interessanti che loro possono fare insieme a noi e per i nostri clienti. Quindi l'obiettivo è trattenere i giovani talenti friulani qui nella nostra regione, ma qual è la risposta dei giovani? Allora, devo dire, per esempio stamattina noi abbiamo fatto una sessione dedicata a loro, a quelli che seguono i corsi di informatica qui all'Università di Udine. Oggi erano presenti 25 ragazzi molto interessati che hanno risposto in maniera molto attenta
a quello che noi abbiamo proposto, e alcuni si sono già candidati per fare delle attività insieme a noi. Quello che vogliamo fare qui è portare tirocini, borse di studio, lauree e dottorati di ricerca, in modo da far capire appunto a questi ragazzi che qui si possono fare delle cose belle. Accelerare l'innovazione del territorio regionale e renderlo soprattutto attrattivo per i giovani talenti friulani in particolar modo. Assolutamente sì, oggi inauguriamo il polo sull'intelligenza artificiale all'interno del nuovo complesso Uniud Lab Village, area dove l'università e le aziende si incontrano per fare ricerca insieme agli studenti, insieme ai docenti, insieme al personale delle aziende, e vincere nuove sfide che saranno il futuro dello sviluppo e dell'innovazione per le aziende e per l'università. È arrivato alla sua seconda edizione il premio Midolini, un riconoscimento che premia l'arte contemporanea e che nasce per commemorare la memoria dell'imprenditore Lino Midolini, estimatore e mecenate degli artisti friulani. Ieri pomeriggio la cerimonia di premiazione nel parco dell'azienda a San Gottardo di Udine. Vediamo. Siamo arrivati all'edizione 2021 del premio Midolini con la dottoressa Midolini. Vediamo quali sono le tematiche di quest'anno e quali sono i premiati anche. Ecco, questa è la seconda edizione, c'è una continuità con la prima edizione. La prima edizione erano tutte opere fatte con materiali riciclati. Quest'anno il mood di quest'anno è l'arte nella natura, quindi tutte le opere di quest'anno sono state fatte prevalentemente con materiali naturali, perché proprio e quindi diciamo viene vista come arte in divenire. E alle mie spalle c'è un'opera importante fatta sempre con truciolari di legno, si chiama Incremental, ed è un'opera importante che doveva andare alla Biennale di Shenzhen nel 2018, poi con il Covid non è stato possibile e siamo riuscite ad averla qua. È l'unico artista che non è friulano, è brianzolo vicino a Milano. Tutte le altre opere sono di artisti friulani, a chilometro zero, che insomma mio padre era un mecenate dell'arte friulana e io insomma sto portando avanti un po' questa filosofia. Ecco, un premio, quello Midolini, che per i giovani friulani e che parla di ecosostenibilità. Sì, siamo in un ambiente molto particolare perché qui c'è il Parco del Torre e qui siamo all'interno dell'azienda Midolini dove si smaltivano i rifiuti, per dirla un po' la storia. Adesso questo luogo sta diventando sempre più un luogo di incontri culturali, soprattutto artistici, è stato recuperato anche con dei terreni dedicati agli impianti fotovoltaici e quindi sta vivendo una nuova stagione interessante. Questo è il merito proprio della signora Raffaella, che questa è la seconda edizione del premio, che ci crede a rinnovare questi spazi e dargli nuove finalità interessanti anche per la città di Udine, per creare degli spazi nel verde aperti insieme alla cultura, all'arte, come stiamo facendo in questa seconda edizione. Io sottolineerei la presenza di artisti di grande pregio con delle opere che effettivamente sono molto originali e ben si accostano al tema voluto dalla promotrice, dalla dottoressa Midolini, per questa bella rassegna che si sta ingrandendo il secondo anno. Qui c'è lo spazio che aumenta e penso che in prospettiva avere un parco d'arte qui, questa zona di levante della città di Udine sul Torre, diventerà un'attrattività per molti nostri concittadini, ma anche da fuori, appunto, rilevando la qualità del progetto artistico che qui si realizza. Realizzati su progetto dell'architetto Valle, il cimitero e la cappella funebre del Camposanto di Perteole di Ruda furono edificati durante la Prima Guerra Mondiale. Gli spazi per le sepolture dei soldati deceduti, oltre 700, non bastavano più e fu necessario realizzare un nuovo cimitero, di fatto un sacrario militare. L'architetto Valle fece ampio utilizzo di cemento e per la cappella i dipinti sono stati realizzati in stile Liberty. Vediamoli. La chiesa dell'attuale cimitero di Perteole è stata costruita in realtà per un cimitero militare, quindi durante la Prima Guerra Mondiale.
il cimitero militare attorno alla chiesetta di Sant'Andrea e Sant'Anna si era riempito rapidamente di circa 700 morti che venivano dal fronte, ma soprattutto dai vari ospedaletti che si trovavano nella zona, per cui il Genio Militare ha deciso di costruire al di là della strada un nuovo cimitero, in questo caso un cimitero che voleva essere qualcosa di stabile, di monumentale, un ricordo vero e proprio dei morti, non un semplice sepoltura, e ne ha dato l'incarico a un giovane architetto, Provino Valle, che in seguito si è fatto un grande nome per i vari lavori che ha ideato e progettato in Friuli. Ricordiamo due tra tutti, lo Stadio Moretti e il grande tempio ossario di Piazzale 26 Luglio a Udine. Qui ha costruito questo cimitero con una recinzione massiccia e con un grande uso di cemento armato, un materiale che da un lato vuole essere un simbolo di qualcosa che deve restare nel tempo, dall'altro forse vuol ricordare anche quel cemento armato che veniva usato nelle difese militari e nell'arte militare. Un cimitero che ha raccolto fino a 2000 salme di caduti e che è soprattutto da ricordare per la presenza della chiesa, ideata sempre da Provino Valle, una chiesa in cui gli stili dell'Art Nouveau si fanno sentire fortemente e in cui forse il punto di ispirazione più vicino è la tomba della famiglia Crespi, ideata dall'architetto Moretti, che si trova a Crespi d'Adda in Lombardia e di cui il manufatto perteolese rappresenta una buona continuazione, un Art Nouveau in cui si vede una grande solidità di forme, ma in fondo anche una sua leggerezza con queste forme piramidali che si spingono verso l'alto con questa torretta fenestrata che si trova sulla cima. E molto interesse ha questa chiesetta anche per la presenza di affreschi di un anonimo, forse un ufficiale militare, un ufficiale che si trovava qui di stanza e che nel primo dopoguerra l'ha affrescata con degli affreschi che anch'essi si rifanno agli stilemi dell'Art Nouveau e con decorazioni che vengono proprio dalla tradizione della rivista Versacrum di Vienna, e nei quali viene esaltato il sacrificio dei soldati. Una composizione che nella sua totalità possiamo dire ha un leitmotiv, ed è quello che questi caduti non sono veramente morti, e cioè il concetto della resurrezione e del fatto che costoro, pur essendo morti, non sono morti perché non sono dimenticati, perché il loro sacrificio non è stato vano, è quello che soprattutto si vuole far emergere dall'entità di tutto questo complesso. E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.